Su Buongiorno Taranto continuiamo a parlare di cultura e lo facciamo avendo veramente il piacere di avere ospite con noi l'ammiraglio Francesco Ricci, curatore del Castello Aragonese. Possiamo dire tranquillamente che è stata l'anima del castello, probabilmente lo è ancora, è stato il primo a promuovere il castello come patrimonio artistico. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno ammiraglio. Buongiorno. Grazie per aver accettato il nostro invito. Purtroppo commentiamo dei dati negativi a causa del Covid, che ha ridotto decisamente il numero dei visitatori, soprattutto stranieri e di altre zone, altre regioni italiane. Però il castello continua a essere amatissimo, è davvero una scommessa vinta, ammiraglio. Sì, il castello è riuscito a far fronte anche all'emergenza Covid. Essenzialmente io ho fatto appello all'impegno, al senso del dovere ammirevole del mio personale, del personale che al mio fianco valorizza il castello, e loro hanno accettato di fare, anziché 9 turni giornalieri, ben 17 turni dalle 9:30 del mattino fino alle 3 di notte, e grazie a questo ogni turno naturalmente non più di 15 persone per evitare affollamenti, e grazie a questo siamo riusciti ad avere 26.000 visitatori, cosa che non era assolutamente scontata agli inizi, tenuto conto appunto della violenza e dell'imponenza della pandemia. E io vorrei appunto dire, a precisazione di quanto lei ha detto, che in realtà i veri protagonisti della valorizzazione del Castello Aragonese sono quei dipendenti militari e civili della nostra Marina che al mio fianco lavorano e operano sia per il restauro, sia per la ricerca archeologica, sia per l'apertura al pubblico, l'accesso del pubblico. In questi mesi, in questo periodo pandemico, ammiraglio, comunque c'è stata l'inaugurazione del maschio restaurato all'interno del castello. Che cosa ancora dobbiamo scoprire all'interno del nostro maniero, ammiraglio? Sì, i lavori sono continuati, nel senso che siamo stati chiusi alle visite per 6 mesi, ma il restauro e la ricerca archeologica sono continuati. Guardi, io potrei dire che il castello è come la fabbrica di San Pietro, non potrà mai finire, c'è sempre da scoprire, forse siamo solo agli inizi. Per quanto concerne il restauro, siamo arrivati a circa tra 2/3 e 3/4 del restauro, solo che l'appetito viene mangiando, e restauriamo magari aree, zone del castello che agli inizi non pensavo assolutamente di dover toccare. E per quanto riguarda le manutenzioni, queste sono continue, non finiranno mai. E la ricerca archeologica la stiamo svolgendo ormai abbiamo iniziato subito dopo il restauro, dal 2004, ed è fonte di continue sorprese, e io non credo che finirà mai. Pensi solamente questo, che la ricerca archeologica non è solamente scavare, li stiamo scavando, certo, ma anche ad esempio studiare tutti i reperti che sono stati trovati. Sono stati trovati milioni di reperti che attendono di essere puliti, lavati, siglati, studiati, catalogati, e quindi solamente questo diciamo che potrà impegnare per diversi decenni. Poi continuando naturalmente vengono fuori sempre nuove cose, ad esempio il restauro, lei diceva il restauro del maschio. Il restauro del maschio ci ha consentito di stabilire che il maschio in realtà è un manufatto, una costruzione pre-aragonese, quasi sicuramente normanno-sveo, angioina, perché abbiamo trovato sia una finestra con dei decori tipici a rosetta, punta di diamanti, tipici del periodo angioino, sia abbiamo trovato gli ingressi originari, che erano uno al piano terra, l'altro al primo piano, ingresso in particolare al primo piano esterno. Una cosa del genere è tipica appunto dei castelli dell'XI, XII, XIII secolo, quindi siamo sicuri che questo maschio in realtà apparteneva al castello Svevangioino e poi è stato incorporato dagli aragonesi nel loro castello.